È deciso, l'ex convento di Unai di Fonte sarà la nuova dimora per i prossimi 228 profughi in arrivo nella Marca. A decretarlo l'esito del sopralluogo degli ispettori governativi insieme ai dirigenti ASL, Vigili del Fuoco, società proponenti e sindaco. L'unica soluzione è quello di utilizzare quelli che erano prima spazi comuni e farli diventare invece camerate. Fonte, paese di 1500 stranieri su complessive 6.000 anime, delle quali la metà con una raccolta firme si dice contraria all'arrivo dei migranti, la stessa che domani sera sfilerà con gli esponenti della Lega e di Casa Pound insieme per la fiaccolata No Profughi, contro i capofila proprio lo stesso primo cittadino. Io spero che siamo in tanti, io prevedo almeno 1 migliaio di persone, ma forse anche di più. È una fiaccolata pacifica, silenziosa, quindi tranquilla, e spero che tutti i partecipanti, mi auguro, non creino problemi, non creino incidenti. Sindaco Tondi, che con questo appello torna a sfidare come una settimana fa il prefetto Laura Lega sull'accoglienza, la cui ipotesi di requisire gli alloggi sfitti dei privati per destinarli ai richiedenti asilo finisce con una interpellanza della Lega Nord sul tavolo dell'Unione Europea. Il governo continua a riempire il territorio di immigrati in attesa di uno status di profugo che arriverà solo per 1 su 3 di coloro che ospitiamo, aggiunge il presidente di regione Luca Zaia. Gli altri diventeranno fantasmi irreperibili e in Veneto ne abbiamo già 11.000, conclude sempre Zaia.